Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, 7 giugno 2026, anno A, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Oggi è la festa del Corpus Domini. Il Vangelo che abbiamo letto non riporta il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia da parte di Gesù. Durante l'ultima cena, Gesù, racconta Giovanni, spiega con un gesto simbolico il senso dello spezzare il pane con la lavanda dei piedi ai discepoli, affinché i discepoli di Gesù facciano sempre lo stesso. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io a voi. E questo è un messaggio molto forte, perché il nostro cuore sappia con radicalità e determinazione prendere le distanze da ogni forma di potere. Perché vivere per raggiungere il potere o per inseguire la propria gloria significa fallire la sola esistenza di cui disponiamo. Potere e gloria, dice Gesù, avvelenano l'esistenza di ogni uomo, creano divisioni e preparano scontri, conflitti, litigi, violenze e guerre. Ciò che Gesù consegna alla nostra vita attraverso il pane è la capacità di chinarsi sull'altro per servirlo. E chi scrive è consapevole che si tratta di un discorso duro, difficile da capire, da proporre e soprattutto da attuare. Per questo l'insegnamento di Gesù sul pane viene accompagnato dalla lavanda dei piedi, perché resti scolpito nei discepoli allora e in noi che diventeremo felici solo se impareremo a fare come Gesù, a diventare i servi gli uni degli altri. San Giovanni sa anche però che il cuore umano, il nostro cuore, non ha la forza, se lasciato a se stesso, di percorrere fino in fondo il sentiero del dono e del servizio. Perché questo stile di vita venga attuato con concretezza e continuità, abbiamo bisogno di un nutrimento speciale, un cibo capace di contrastare l'egoismo
che abbiamo dentro e di allontanare il nostro desiderio di amare dal delirio di possedere l'altro, di dominarlo e di ridurlo a proprio satellite e di usarlo per la nostra gratificazione. Ed è per questo che San Giovanni colloca il discorso di Gesù sul pane eucaristico 7 capitoli prima del racconto dell'ultima cena, perché diventi chiaro a tutti noi che il pane che ci nutre, che ci tiene in piedi, che ci rende felici, è Lui, è Gesù, è il suo Vangelo, è quello che Lui ha detto e ha fatto. Si noti in particolare, quando Gesù compie la moltiplicazione dei pani, subito quanti sono stati testimoni di questo miracolo continuano a seguire il Maestro. Ma, dice il Vangelo, Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Non appena il dare e il donare vengono usati, ci spiega San Giovanni, per far carriera, per costruire il proprio personaggio e per celebrare se stessi, Gesù cambia strada. Va nella direzione opposta per impedire che l'aiuto dato all'altro diventi occasione per legare chi è nel bisogno a se stesso, creando dipendenze e sudditanze. Si noti però l'attualità di questo insegnamento. Non abbiamo mai avuto nel nord del mondo tanto cibo come oggi. 1/3 della spesa degli italiani finisce nella spazzatura e non abbiamo mai avuto per i nostri bambini e ragazzi così tante merendine, barrette, brioche, pizze e pizzette farcite. Nonostante questa abbondanza di cibo, però, i nostri figli, anche i giovani, si sperimentano deboli e poco attrezzati per vivere il viaggio dell'amore e del dono. Non sanno, nessuno gliel'ha raccontato che sono amati gratuitamente da Dio e non vedono i loro adulti di riferimento indossare la veste del servizio e dell'amore. Con questo Vangelo il Signore oggi ci annuncia che l'amore c'è, esiste ed è possibile praticarlo. E ci viene ricordato che affinché ognuno di noi riesca in questa impresa dell'amore, come dono di sé, è indispensabile assimilare quel cibo solido che si chiama Gesù e che ci chiama la sapienza di Gesù e che ci viene donato nel pane dell'Eucaristia. Il cibo però non può essere assunto di tanto in tanto, perché Gesù pane eucaristico abbia a tenerci in piedi e ci renda capaci di amare, deve essere assimilato con continuità, cercato, dobbiamo avere fame di Lui. Ecco perché la Chiesa ci propone ogni 8 giorni, ogni domenica, di mangiare di questo pane, perché il nostro cuore ha bisogno di essere purificato per poter essere ciò che desidera da noi e fare quello che Lui ha fatto. Non a caso, in ogni Eucaristia, dopo che abbiamo spezzato il pane, Gesù dice a tutti noi: fate questo in memoria di me. E se noi frequentiamo e ascoltiamo questa parola, saremo le persone più felici
al mondo. Allora la preghiera che mi è nata è la seguente. Caro Gesù, le prime domeniche di giugno mi piacciono tantissimo. La scuola è appena finita, le giornate sono lunghissime e stanno iniziando le vacanze più belle dell'anno. Non ho capito bene, Gesù, che cosa vuol dire mangiare la tua carne e bere il tuo sangue. Io l'ho capita così. A scuola o in gita portiamo merendine di ogni tipo, brioche, barrette, biscotti e pizzette di ogni tipo, che mamma puntualmente ci mette nello zaino. Tu però ci ricordi che c'è un altro pane che toglie la fame d'amore al nostro cuore. E quel pane sei tu. Sei tu che ci rendi forti. Sei tu che ci dai il coraggio per vivere per gli altri e che ci aiuti a capire che chi diventa buono come il pane è felice. Gesù, il mese scorso ho fatto la mia prima comunione. Porta la pace, Gesù, dove le guerre portano morte e distruzione. Grazie.